Buonasera a tutti, benvenuti all'ultima serata di queste giornate del contemporaneo, che sono state anche qualche giorno più lunghe dell'anno scorso, e concludiamo, a differenza degli altri giorni dove abbiamo esposto le opere di parecchi artisti, di cui se non sbaglio 2 sono presenti, Mauro Mulas e Gianni Azzeni, che hanno esposto qui durante la settimana, altri no, sono venuti spesso, oggi è sabato e avranno altri impegni. E chiudiamo invece con un duo che è qualche anno che non si esibisce qui. L'ultima volta forse era un trio con un poeta, Alberto Lecca, che momentaneamente è ingessato e non può venire. Ne approfitto per leggere E sono appunto 2 righe di un contento di antropologo che si chiama chiudere la serata con loro e poi fare un brindisi, perché le giornate del contemporaneo sono una volta all'anno. L'arte contemporanea si vuole performativa ed è proprio in tal modo, attraverso la ricerca di un pubblico che ascolti le sue domande, che essa supera al contempo la chiusura individuale e il determinismo culturale. L'arte trasforma la società in questioni quando non la mette in questione, ritrova il dubbio dentro se stesso, la curiosità l'artista, come la persona, snida il culturale e l'artificiale, sotto la maschera dell'arte. Ciò non lo rende necessariamente meno solo, né più ottimista, ma lo mantiene sempre in allerta. Si dice che non procedano colpi di altri soldati presi di altri timbrati con un prezzo da soldati a bersaglio, soldati a macello, soldati all'infamia, soldati all'inumanità, soldati presi dal manicheismo del potere. Danzare e trasmettere voglia di parlare con la musica, no? Questo è Yiddish. Gli amici erano fuggiti e lui, il povero vecchio, era diventato pazzo, idealista, masturbatore, solo. Dove erano andati i suoi anni persi? Dove era morto Dio? Dove poteva morire in pace? C'era solo una stanza.
aperture da cui escono i fuochi fatti di quella danza, di quella lingua. Allora io faccio questo, ispirando a pieno diaframma per sentire i suoni di quella lontana lingua. E basterebbe chiudere gli occhi per sentirli a casa.
guerre, quindi il tema della guerra iniziale, siamo in un periodo un po' particolare, quindi ho voluto, diciamo, che ripercorriamo sempre la stessa storia, diciamo così. E poi c'è Quartiere Benvenuti, che è proprio l'ultimo, e che parla tanto di Sardegna quanto della realtà di oggi. Quindi c'è questo incaponamento di antico e moderno. Io invece sto vendendo le chitarre. E poi volevo fare un Questa la sto omaggio al dando nostro 200 amico. euro. Questa. E poi volevo fare un omaggio al nostro amico Alberto, che come ha già detto Massimo è infortunato e non può essere con noi per un bel po'. Gli avevo promesso Una canzone mancata senza significato. Alberto, consapevole, mi ha appena inviato una poesia che se la puoi... Va bene, volentieri. Intonato notte. Grazie alla tecnologia. Possiamo fare questo. Se ne andava bene bottiglie di passato, in un casino abbandonato dalle puttane, dove la luce del mare era un sogno proibito, nella sgretorazione totale di ambienti deformi, verde quarzo acustico, il silenzio sparso da un uomo, il silenzio sparso da un uomo. Dove cazzo? La telecamera che seguiva il Sì, passo sì, è così. proprio l'idea di tenerla, si la tiene qua, Se lo vede un pastore che Era ansiogena Sì. il passo perché era, cioè l'occhio della telecamera che stava seguendo Sì, esatto. il passo così. Quindi, Schnur. Sabi.